Ciao a tutti ragazzi, benvenuti ad un nuovo video del mercato Batman nel napoletano. Come state? Spero tutto bene. In questo video andremo a fare il pagellone di Napoli-Milan. Come detto nel video precedente che ho appena pubblicato, andremo a dare i voti a tutti i giocatori del Napoli e del Milan. Questo lo sto registrando alle 22:18, anche se dovevo registrarlo prima, ma dovevo fare un attimo un po' di cose sempre per il canale. Dovevo organizzare un attimo un paio di video che devono uscire per domani. Ehm, poi mi sono messo a registrare, diciamo, ho perso un po' di tempo. Vabbè, direi di iniziare subito. Partiamo con il pagellone della squadra vincente. Allora, secondo me, Milinkovic, Savic 7,5. Rachmani 6,5. Juan Jesus 7 meno. Poi Di Lorenzo 6, Politano 6, McTominay 7 secondo me, Lobotka 6,5. Tra l'altro che McTominay prende il giallo per farlo su Tomori e Tomori che prende anche lui il giallo per la rissa che si è andata a creare. Poi Lobotka 6,5, Spinazzola 6, partita più o meno mediocre. Poi Elmas 5,5, come ha detto Domenico nella live con me. Elmas non ha fatto una buona partita, una gran prestazione come la faceva di solito, e ha detto che anche che secondo lui, ma pure secondo me, deve subentrare nelle partite e non iniziare da titolare almeno per più partite di seguito. Poi Neres, secondo me 8 e mezzo per il gol, e poi Olun 10 per il gol e assist fatto a Neres e al gol personale. Poi passiamo ai sostituti. Tra l'altro che Olun fa un gol meraviglioso, se posso dire, Olun fa un gol meraviglioso, veramente veramente bello, sul lato opposto di Mike Magnan, bellissimo. Gutierrez, senza avuto, secondo me, non ho visto tanto di Miguel Gutierrez, quindi magari dovevo centrare un po' prima e magari potevo capire magari quale era il voto che gli potevo dare. Mazzocchi 6 e Vergara 6, e poi Lucca, anche lui senza voto perché non ho visto abbastanza di Lucca, dovevo vedere massimo 2 minuti in più, lo doveva mettere invece dell'85esimo o 84esimo quando l'ha messo, lo doveva mettere secondo me al 75esimo, 76esimo, massimo all'80esimo, no, all'85esimo, perché poi ci stavano pure i 7 minuti di recupero che ha dato, tra l'altro 7 minuti inutili perché ok la rissa che si è andata a creare, ma si sono persi 3 massimo 8 minuti, quindi tu dovevi andare a dare massimo 5 minuti perché nei 4 minuti devi aggiungerci anche il minuto di recupero che gli arbitri devono dare per forza a minimo, cioè che devono dare per forza a inizio a fine secondo tempo, a fine partita e a fine primo tempo. Ora passiamo al pagellone del Milan. Magnan 5, poi Pavlovic 7, che ha giocato una partita molto in fase offensiva, è uno dei pochi del Milan che ha già fatto una bella partita. Poi De Winter 6, Tomori 6,5, che ha preso pure lui giallo per la lista con McTominay, l'ho detto pure prima, vabbè. Adesso Vignan 7, no, scusate, no 7, mi sono confuso, volevo dire 6. Rabiu 6,5, Yashari 6,5, Yashari 6,5, Loftus-Cheek 5,5, poi Salemaker 7,5, migliore in campo da parte
del Milan, no della partita del Milan. Poi Pulisic 6 meno, ho visto poco, e Nkunku 5 e mezzo. Non ha dimostrato niente, non ha fatto un tiro a porta, ha fatto una piccola azione, un'azione ha fatta, mezza ne ha fatta, quale uno. Poi passiamo ai sostituti, che sono Modric, Fofana e Atekame. A Modric 6 e mezzo, Fofana 6 e Atekame 6. Ora per il migliore in campo è stato, secondo me, come ho detto prima nel post partita, non è stato Savic, ma è stato, secondo me, Rasmus Højlund. Ha fatto una gran partita con l'assist, fatta, ribadisco, l'assist che ha fatto a Neres e con il gol strabiliante personale. Però secondo me, come ho detto prima, nella live è un po' discontinuo Rasmus Højlund, perché qualche partita non l'ha fatta tanto bene, qualche partita sì, qualche partita no, come per esempio quella col Benfica, con l'Udinese. E vabbè, bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale e lasciate un bel like, ciao!